passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazzano, dai, tutti in piazza. Tutti in piazza si ferma a Firenze, o dunque, in occasione di questa bella iniziativa degli artigiani, per cui insomma un appuntamento importante per capire e non dimenticare mai che l'Italia è una fucina di artigiani e dove c'è l'Italia c'è l'eccellenza, per cui un modo come un altro per valorizzare le nostre risorse e anche per dare una sbirciatina qua e là. Ci sono delle cose bellissime. Un altro anno ritorniamo. Bellissima, ogni anno sono qua almeno 3 volte. C'è gente da tutto il mondo, tutta l'Italia. Poi mi piace vedere gli artigiani, che finalmente c'è gente che lavora con le mani. Sì, noi abbiamo fatto amicizia, anche i bimbi. Vero. L'atmosfera, la confusione, così. È tutto bello, quindi diciamo trovare una cosa più bella dell'altra è difficile. Bello questo qui, Ori e Tesori, è molto bello. Pieno. Pieno, vai pieno e va via. Si va via. Sì. Sì, è molto interessante vedere tutte le cose diverse. Sì, è molto bello. La prossima tappa è quella, assaggiare i sapori. Abbiamo visto colori e ora odori, ora passiamo ai sapori. Allora, gli assaggini sono fantastici. Poi ho preso l'anduia, anche quella pasta con l'anduia, un'altra serata la facciamo e io sono a posto. Bello, mi è piaciuto tutte le produzioni artigianali per quanto riguarda l'oggettistica. Sono divertita, gli stand sono molto belli, e, niente, c'è tanto assortimento e tante cose interessanti. Ci vengo tutti gli anni, quindi sì, lo consiglio. Mi piace il padiglione internazionale perché si scoprono realtà diverse. Una bella giornata di sole, un bell'ambiente, organizzata bene. Negli altri paesi, però sempre comunque a casa. Con tutta la famiglia, certo, soprattutto questa qua che non perde occasioni per farsi imbellettare. La parte italiana è sicuramente la migliore. Il riciclo è una bella trovata per non consumare niente e riutilizzare tutto. Guardi cose nuove, guardi cose che non hai mai visto, guardi cose diciamo che facciamo noi e non fanno una macchina e sono cose belle. È molto interessante, poi anche la tecnologia per la casa, anche stilisti, perché ho comprato un vestito da una stilista spagnola, vero? Sì, c'è di tutto, c'è il mondo, quest'anno veramente il top. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e oggi ci siamo fermati qui a Seveso in occasione di Fiore in Seveso, appuntamento importante soprattutto in un ambiente dove molti anni fa ci fu un problema ambientale. Oggi, ricordando allora in maniera positiva, si realizza questa festa della primavera con tutto anche l'indotto intorno, perché non è solamente la primavera fatta di fiori, ma è fatta anche di tante altre situazioni che si agganciano perfettamente e che oggi all'interno di questo servizio voi potrete vedere. Stiamo parlando di primavera, stiamo parlando anche, perché no, di estate imminente, e quando si parla d'estate occhio, perché d'ora in poi bisogna stare attenti all'ascella pezzata 2018. Allora, siamo insieme a Valeria, buongiorno. Buongiorno. Comitato di Baroccani in occasione di questa Seveso in Fiore. Complimenti perché c'è veramente tanta attenzione. Grazie mille.
Allora, spiegami innanzitutto quello che si può trovare qui all'interno di questa vostra iniziativa, tenendo presente che non è solamente fiori. Esatto, all'interno della nostra iniziativa ci sono le aziende agricole, i laboratori per i bambini, abbiamo tantissime associazioni che appunto ci danno un grosso sostegno appunto sia per la buona realizzazione che appunto da far da contorno. Ecco. Esatto, diciamo che l'estate, cioè anzi la primavera parte con i fiori, però diciamo i connessi dei fiori sono anche altre situazioni che si possono incontrare, ma soprattutto a quanto abbiamo capito c'è un buon ritorno indietro alla zona diciamo agricola di una volta. Sì, esatto, qui appunto la manifestazione è stata fatta nel Bosco delle Querce per tornare all'origine dell'area, insomma. Prima era una zona agricola e dopo l'incidente del 10 luglio del 76 appunto della nube tossica della diossina è sorto questo parco, quindi nasce sopra tutto quello che è stato la conseguenza dell'incidente ed c'è questo parco bellissimo. Quindi come la Fenice risorge tra le macerie, esatto. A questo punto però viene bonificato al 100%. Assolutamente sì, è un'area completamente bonificata e è sorto appunto questo parco che noi usufruiamo da 4 anni a questa parte, perché questa è la quarta edizione che organizziamo noi come comitato appunto di Via Zara. Quest'anno un ottimo successo sia in fatto di pubblico che di espositori. Bene, poi tra l'altro si aggancia sempre volontariato, so che ti hanno schiaffato tra virgolette in mano questo gatto, parlacene altrimenti ci rimangono male ragazzi. Esatto, questo gatto è stato gentilmente donato dal comitato di Via Zara, dall'associazione Noi per gli Animali di Barlassina, che sono una onlus che si occupano appunto di tutto ciò che è i gatti sul territorio annesso e connesso a Seveso. Va bene, grazie Valeria e buona giornata. Grazie mille a voi. Siamo insieme a Christopher, ciao Christopher. Ciao. Allora, ricordiamo che per curare il verde bisogna anche a volte essere spericolati, ci vuoi spiegare bene qual è il tuo mestiere? Allora, io sono un arboricoltore, quindi mi occupo di piante, partendo dalla selezione in vivaio, preparazione del terreno, messa a dimora, progettazione di interventi negli anni, gli abbattimenti. Oltre ad essere arboricoltore, sono un tree climber, quindi mi arrampico sulle piante. Il mio lavoro lo effettuo mediante l'utilizzo delle corde, terremo anche dei workshop per far capire un attimino come si evolve la questione. E niente, spericolati ma fino a un certo punto, la sicurezza è importante, abbiamo tutte le attrezzature adeguate, Siete perfetti. Senti, ma se qualcuno ti dice dai non tirare troppo la corda, ti potresti anche offendere. No, alla peggio taglio la corda e me ne vado. Va bene, grazie e buona giornata. A voi altrettanto, buona. Allora, Claudio, amante del verde, dito pollice quindi, verde. Pollice verde. Bene, faccia vedere? Sì, anche un po' marroncino, perché c'è anche la terra. Bravo. Senta, qual è la pianta che maggiormente le richiedono in questo periodo? La pianta contro le zanzare. Contro le zanzare. A parte che non c'è la telecamera, non la puoi vedere. Beh, dopo magari ce la fa vedere in privata. Quindi questa lei ci può garantire che allontana le zanzare veramente? Esatto, Plectantrum si chiama così. Esatto. Quindi già dall'antichità, già la natura aveva messo a disposizione. Bravissimo, esatto. Antizanzare. Antizanzare. E invece come fiore solitamente cosa le consigliano? Come fiore adesso abbiamo i gerani, abbiamo le campanule, abbiamo margherite, non ti scordare di me. E poi abbiamo una... Aiuto, qui la telecamera. Sì, questa qua, sì, è proprio quella lì. Ma prendete lei che... Dopo la chiamiamo. Senta, una domanda indiscreta. Lei quanti anni è che fa questo mestiere? Tantissimi. Ho appena festeggiato il 50° anno. Complimenti. Senta, le è mai successo che una signora venendo nel suo negozio gli abbia chiesto qual è il suo fiore preferito e poi gliel'abbia regalato? Ho provato tantissime signore, abbastanza anche giovani. Senta, ma si cucca di più senza barba o con la barba? Adesso con la barba, una volta senza barba. Bene, quindi il consiglio che diamo, dopo i 40, far crescere la barba. Va bene, grazie e buona giornata. A Oderzo, Farmacia Trevisan propone trattamenti viso e corpo con estetista, spirometria, elettrocardiogramma, diete personalizzate, anche intolleranze e molto altro. Chiamaci! Per svolgere la libera professione in Italia è necessario aggiornarsi continuamente e soprattutto è necessario acquisire delle competenze specifiche certificate. Da diversi anni facciamo parte di una società di sistemi esperti che sempre di più premia le specializzazioni.
Beta Formazione ha capito prima di altri questa esigenza e già da anni cerca di soddisfarla proponendo una formazione specifica senza limiti, con una assistenza tecnica e didattica unica nel nostro paese. Ogni giorno oltre 85.000 professionisti che hanno scelto la formazione continua illimitata hanno la possibilità di collegarsi alla piattaforma di Beta Formazione per aggiornarsi, formarsi e acquisire crediti formativi, accedendo a un catalogo formativo di più di 80 corsi che si amplia ogni giorno con le novità richieste dal mercato. Tutto questo ogni giorno, 24 ore su 24, per 12 mesi, al costo di un singolo corso. Beta Formazione. Scegli anche tu di crescere insieme a noi. A Pregalziole, Clima Comfort, vendita, installazione e assistenza impianti di climatizzazione estiva e invernale, pompe di calore, caldaia a condensazione, fotovoltaico con sistema di accumulo di energia. Cosmet Costruzioni Metalliche progetta, realizza e installa da oltre 20 anni prodotti artigianali di pregio, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Siamo a Sant'Alberto di Zero Branco. Fredent, studio dentistico e poliambulatorio a Gorgo al Monticano, da 30 anni al servizio del tuo sorriso, denti, estetica ed inoltre educazione alimentare, fisioterapia e dermatologia. Proteggi la sicurezza dei lavoratori in azienda con una formazione adeguata. GDR Servizi ti offre una cultura di prevenzione che si crea con formazione e informazione. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Italian General Stone SRL, produzione e fornitura del marmo a Chiampo, per l'Italia e soprattutto all'estero. Eccellenti tipi di marmo e ricca varietà d'utilizzo. Contatta il nostro sito, è semplice e veloce, anche in lingua inglese. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a Zero Branco. Assarego da 45 anni, Menti Metal Meccanica, leader nella lavorazione del filo metallico, acciaio, ottone, alluminio per la realizzazione di particolari piegati, torniti, tiranti filettati, griglie e cestelli. A Zero Branco, Metalfer SNC, centro ferramenta e prodotti siderurgici. Ampia scelta di ferro, inox, alluminio, rame, bronzo, laminati, tubi, materiale elettrico, idraulica, edilizia, giardinaggio, cuscinetti, cigne. Bombole gas propano e gas tecnici, oltre che prodotti di ogni genere per aziende e privati. La parafarmacia Opitergina a Oderzo nasce come servizio ai clienti. La nostra porta è sempre aperta, anche semplicemente per soddisfare un dubbio o una curiosità. Officina Multimarche Ostanello, servizio gomme, tagliandi auto, mappatura centraline, ricarica clima, soccorso stradale. Ora nuova apertura a Pordenone. Vienici a trovare. Pulimarca produce ed installa tende da sole, box auto, coperture esterne, oltre che soluzioni contro insetti e zanzare. Ci trovi a Pregaziole per una consulenza gratuita. Riedi Insurance Broker, competenza, innovazione ed esperienza al fianco di professionisti e delle piccole e medie imprese nella gestione dei rischi aziendali. Riedi Insurance Broker, consulenza e soluzioni assicurative di valore. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza.